Ciao a tutti ragazzi, bentornati a 101 Storie Zen. La storia di stasera si intitola Uccidere. Un giorno Ghazan istruiva i suoi seguaci. Quelli che parlano contro l'assassinio e che desiderano risparmiare la vita di tutti gli esseri consapevoli hanno ragione. È giusto proteggere anche gli animali e gli insetti. Ma che dire di quelle persone che ammazzano il tempo? Che dire di quelli che distruggono la ricchezza e di quelli che distruggono l'economia pubblica? Non dovremmo proprio tollerarli. E inoltre, che dire di uno che predica senza illuminazione? Costui uccide il buddismo. La storia è veramente lampante, cioè il cosiddetto pensiero, se vogliamo, riguardante quello che è il giudizio, ovvero tante volte noi ci proponiamo di sentenziare, e sentenziare significa uccidere qualcosa, condannare qualcosa, se non a morte, sicuramente al nostro appunto giudizio, che ha delle influenze e ha anche delle grosse responsabilità. Ecco perché tante volte si dice di tenere il giudizio a freno, aspettare ad avere un giudizio, sospendere il giudizio, tutta questa serie di scelte di condurre delle attese prima di decidere o di condividere dei pensieri sono delle fasi altamente formative, nel senso che i fatti si rivelano nel corso del tempo. Incidere un proprio giudizio su qualcuno e avere poi delle risposte immediate non ci fa capire il lungo tempo, ma il breve. Ecco, per capire come si comporta una persona, quindi non aspettate poco, aspettate tanto tempo prima di giudicare, non siate molto freddolosi e cercare anche appunto di fare la scelta di giudicare subito. Aspettate, la via è in cammino, è sempre in trasformazione, quindi quando questo maestro Gazan istruiva i seguaci, voleva dirgli: sì, certo, sicuramente quelli che parlano di uccisioni e di morte sbagliano, anche perché parlare di cercare di risparmiare gli esseri consapevoli e quindi tutti gli esseri viventi che hanno coscienza di sé è giusto, è corretto, ma ci sono tanti modi di uccidere, quindi non è solo l'assassinio. L'assassinio è anche per quelli appunto che distruggono la ricchezza, che perdono tempo, che ammazzano il tempo, per appunto quelli che vanno a predicare illuminazione quando non sono illuminati. Non è forse la morte della religione, in questo caso del buddismo? È una bella riflessione, ma è anche una riflessione, ripeto, di aiuto per quello che deve essere il vostro percorso marziale. Cioè, non rapportatevi mai nel confronto con qualcuno, rapportatevi con voi stessi. Il percorso di ieri è migliore o è peggiore di quello di oggi? Sempre nell'ottica di costruirsi giorno dopo giorno, aumentare il bagaglio tecnico, esperienziale, conoscitivo, sempre cercare di puntare al massimo, andare al di là delle proprie capacità, ma considerando le proprie. Ecco, la responsabilità è diversa ovviamente per quelli che sono insegnanti, istruttori o maestri, per cui hanno il compito di far sì che tutti gli ieri degli altri cerchino di essere qualcosa di piccolo e che gli oggi di queste altre persone siano molto più grandi. Ovviamente sono solo stimoli che vanno dati, però attenzione anche ai giudizi, perché i giudizi possono accelerare la pratica di qualcuno o decelerarla, rallentarla o addirittura annientarla, possono uccidere la pratica di qualcuno. Quindi sempre per favore tanta attenzione, soprattutto per quanto riguarda le persone più alte e più importanti, perché le loro parole hanno dei pesi molto diversi dalle parole di una persona qualunque. Va bene, io anche per stasera ho finito e ci vediamo domani per un'altra storia zen. Ciao!